Jacopo Angelo Mauro, Meneghello Andrea, Franco Luca, Acquarelli Fabrizio, Corso Francesco Paolo, Montesi Alberto, Volante Policarpo, Quartuccio Alessandro, Occhioloro Daniele, Giordani Mauro, Ludovici Stefano, Rossi Giancarlo, Tanta Rimberto, Carraro Cristina. 14 utenti presenti. Dichiarato il numero legale, la seduta. Buongiorno a tutti, ai consiglieri, alle autorità cittadini, a tutti i presenti. Allora, prima di iniziare, il consigliere Giordani Mauro ha chiesto la parola. Sì, grazie Presidente. Molto brevemente per chiedere scusa per la mia assenza nei precedenti consigli comunali. Purtroppo la mia attività in questo periodo mi impedisce lentamente di partecipare ai lavori del Consiglio. Stamattina sono venuto per fare la presenza e evitare la terza assenza, quindi devo lasciare l'aula consigliare e approfitto per lavorare un po' per agosto a tutta la macchina amministrativa, consigliere eccetera. Grazie. Grazie consigliere Giordani. Procediamo con i lavori del Consiglio, avendo il primo punto all'ordine del giorno. Ricordo ai consiglieri che siamo in seconda seduta, ma per determinati atti serve comunque la maggioranza qualificata. Andiamo al punto numero 1 dell'ordine del giorno. Allora, salvaguardia del bilancio e assestamento generale di bilancio. Se ci sono interventi, se non ci sono interventi procediamo con la votazione. Punto numero 1 all'ordine del giorno, salvaguardia e quindi di bilancio. Allora, nomina scrutatori e in caso non siete scrutatori, consigliere. Allora, Ludovici Montesi e Jacopo Angeli. Allora, sono nominati scrutatori Montesi, Jacopo Angeli e Ludovici. Abbiamo appunto che ci sono interventi. Consigliere Occhioloro Mattoni. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente che svolge la sua attività da Presidente in certa forma. Io sono contento, ci consente di manifestare le nostre disapprovazioni. Una di queste è come si fa a approvare un bilancio e poco giorno dopo approvare con problemi seri dal punto di vista finanziario, perché poi, come ho già detto nel precedente intervento, quando si parlò del bilancio, come mai siamo così poverelli in questo paese? C'è qualche problema di distorsione dei tributi probabilmente, così come invece si raccoglie circa 2 milioni in più di quello che è il tributo della mondezza, così come la gara d'appalto stabilita a 4 milioni e mezzo di euro, siamo attorno ai 9 milioni. Allora, se di questo sia l'assessore alle finanze sia l'assessore all'ambiente ci può dare delle delucidazioni, perché purtroppo lo dico, lo ammetto, una mia perfetta sconoscenza di queste questioni, perché sono neoarrivato, sto cercando di studiare più carte possibili, ma credo che siano temi abbastanza forti, visto oltretutto che si viene rimproverati da alcuni cittadini che
cercano di sollevare il problema del Silvano. So che all'ordine del giorno c'è tardi, però è un tema che comunque ha dato sempre grossi problemi dal punto di vista finanziario al nostro comune. Basta ricordare i famosi 12 milioni di euro scomparsi dal nostro tesoreria, scomparsi, dico bene perché l'approvazione di è stata fatta, dimostrata, sequestrata. Adesso io non so chi è che si sta muovendo in questo senso per cercare di recuperare la somma, anche se lascio immaginare, come io immagino, che sarà impossibile recuperarla. Però tentiamo non nuocere. Ora dico, forse è il momento in cui bisogna cominciare a fare una programmazione un po' più attenta, ma soprattutto un po' più seria, soprattutto che riesce a guardare, non dico un futuro molto lontano, ma che riesca a guardare almeno nel quinquennio futuro. Quindi che si guardi con attenzione le nostre capacità, soprattutto di raccolta, perché se abbiamo una raccolta così bassa, neanche nel sud si raccoglie una percentuale così bassa pro capite cittadino, quindi nel sud dove non perché sono cattivi, ma perché purtroppo il reddito pro capite è molto basso, ma noi siamo alla periferia di Roma, anzi posso dire con forse anche un po' di orgoglio che facciamo parte di Roma Capitale, quindi il territorio più importante dal punto di vista istituzionale italiano. Allora io non capisco perché ancora oggi noi dobbiamo vivere in condizioni quasi da disperati, condizioni che non si riescono a capire perché nonostante il tributo dei cittadini, nonostante la tassazione, il livello di tassazione portato al massimo, noi abbiamo dei servizi che credo che abbiano difficoltà di essere valutati come servizi di una cittadina scarsamente civile, quindi sotto lo scarso civile, perché poi basta passeggiare nel territorio per capire come stiamo in Italia. Per cui credo che il lavoro di finanza debba essere fatto così. No, nella delibera, lei sta parlando del bilancio, che la settimana scorsa, questa c'era la delibera ma se si vede e quindi perciò quello che c'è scritto nella delibera, grazie. Va bene. Ok, comunque io spero che nei lavori futuri in merito sia ai tributi che al bilancio che al bilancio si riesca a fare un lavoro un po' più attento e che abbia e ci dia un po' di speranza in questo. Grazie. Grazie consigliere Teodoro, da parte degli interventi il consigliere Ludovici Mercola. Grazie Presidente, buongiorno ai cittadini, al Consiglio Comunale, assessore, al dirigente, al segretario della Comunicazione. Quindi questa delibera che ci accingiamo a votare, a maggior parte non tutti i bilanci devono essere segnati in questo periodo, e quindi come mai non sono stati inseriti nelle delibere precedenti a questo 2016? Chiedo al dirigente, come mai il sindaco che è proponente di sindaco, tra l'altro non c'è la stessa sì, ma si deve essere sindaco. Non è firmata e quindi chiedo al dirigente, è possibile votare questa cosa così a ridotta negli anni, perché sono addirittura qui il passaggio del 98 si pagava il consorzio industriale, visto che noi qua abbiamo vedo che stiamo a fare iscritti in questo consorzio industriale. Da quando governa questa amministrazione, se tu fate la passeggiata sulla Lavoreria è tutto abbandonato perché hanno chiuso tutti. Qui si chiedeva al dirigente il fatto di vedere come mai vengono proposti oggi questi residui di fuori bilancio sono stati proposti nel 2013, nel 2014, nel 2015. Solo questo se la possibile capire questo passaggio. Grazie al consigliere Ludovici, il dirigente di Manzoni Marco Portani si posta alla domanda. Sì, buongiorno a tutti. Consigliere, intanto questa è una delibera
che adotti provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, quindi è riferita agli equilibri di bilancio 2016, sia gestione di competenza, cassa e residui. Il riconoscimento del debito di bilancio avverrà in un momento successivo, tanto è vero che la delibera dice espressamente che si adotta il provvedimento di salvaguardia degli equilibri e assestamento che il riconoscimento, l'eventuale riconoscimento del debito di bilancio è successivo. Alla sua domanda come mai ne veniamo a conoscenza oggi, nel senso che noi ogni anno prima dell'adozione dei provvedimenti di riequilibrio il servizio finanziario chiede a tutti i settori dell'ente di essere messo a conoscenza della esistenza o meno di cause di squilibrio, tra le quali anche la presenza di eventuali debiti di bilancio. Questi debiti di bilancio che vedete elencati nella deliberazione sono stati segnalati di recente. Probabilmente gli uffici ne sono venuti a conoscenza solo oggi o perché hanno dimenticato di segnalarli in precedenza, però l'ente ne viene a conoscenza oggi. Grazie dirigente. Ci sono altri interventi? Consigliere Rossi ne ha facoltà. Buongiorno a tutti. In risposta alla dirigente Console, io credo che un debito del 99 può sfuggire, si fa una scusa che può stare un giorno intera. Cioè, com'è possibile che un debito del 99 possono sfuggire all'amministrazione del 2016? Ci troviamo a votarli. Cioè, non vorrei capire bene questo passaggio, dirigente. Allora, faccio una premessa, forse non si è capito da quello che ho detto poco fa. Ogni ufficio provvede alla ricognizione delle situazioni, definiamole anomale, che passa il termine, che debbono essere conosciute da quell'ufficio. Non è detto che gli altri settori dell'ente ne abbiano conoscenza, non a caso si fa, lo dicevo prima, una richiesta a tutti i settori perché portino a conoscenza del servizio finanziario e dell'amministrazione l'esistenza di eventuali debiti. Quindi non le posso, ma non perché non voglio, non ho gli elementi per poterle rispondere sul perché, sulle motivazioni per cui fino ad oggi alcuni debiti non sono stati segnalati. Credo che ricordiamo tutti che nel 2013 questo Consiglio Comunale su input della Dottore Conti ha effettuato una ricognizione complessiva sulla esistenza di situazioni riconducibili a debiti di bilancio. Purtroppo in quella sede questi debiti non sono stati riconosciuti, ora non sono stati segnalati nei periodo. Ora, in alcuni casi le situazioni che sono state rappresentate e che sono indicate nella delibera di riequilibrio vengono fuori da sentenze di ultimo grado, favorevole all'ente si è manifestato di recente. In alcune situazioni relative a forniture, ripeto, non ho gli elementi per poterle dire perché in passato non sono state segnalate in passato. Qui occorrerebbe che ogni singolo settore venisse a spiegare le motivazioni, perché non le possiamo conoscere. Personalmente non le conosciamo, non ci sono stati segnalati i motivi per cui ad oggi questi debiti non erano stati già iniziati. Grazie dirigente, volevo aggiungere che forse più di qualche debito segnalato in questa delibera ha delle intenzioni, ha delle procedure in atto che sono state definite ultimamente, perciò è da vedere singolarmente ogni debito quello che
Comunque questo è solo l'assestamento di bilancio e poi il riconoscimento dei getti verrà portato successivamente. Il riconoscimento dei getti verrà portato successivamente e lì uno potrà vedere se il perché sono pervenuti in ritardo o non, o se ci sono altre motivazioni. Consiglierò che dopo velocemente sul punto. Sì, voglio dire, no, semplicemente l'errore ci sta, però l'errore da 390.000 euro non sono pochi, insomma, no? Basta mettere 1 più 1 fa 3,90 circa, 390.000 euro. E il consorzio industriale di Roma Latina non è che esiste da ieri, o si fa una libera d'uscita dal consorzio industriale oppure si fa, perché cioè, non pagare, non partecipare, perché neanche partecipiamo, lo so che non partecipiamo alla riunione del consiglio d'amministrazione del consorzio industriale, non facciamo niente, ogni tanto ci ricordiamo e gli paghiamo, basta, ci mettiamo al contenzioso, cioè cerchiamo di capirci, deve essere anche coerente quello che facciamo, perché voglio dire, non è una somma importante, però io penso che con questa somma di circa 85.000 euro potremmo farci per parte quelli che ci dicono, perché ne so, preparare un progetto per la scuola, o se no andiamo, partecipiamo e cerchiamo di capire se riusciamo a sviluppare il nostro territorio, perché se no perché pagare, e pagare con ritardo, quindi anche con disonore. Il resto, consorzio di Lubeta non è che esiste da ieri, esiste quasi da sempre, da che è nato il comune di Ardea, esiste il consorzio Lubeta. Questi consorzi, sempre in una condizione di non si sa se vengono riconosciuti, non sono riconosciuti, se devono avere lo scorporo sulla tassazione perché fanno una raccolta interna, non si capisce niente, però intanto ci ricordiamo che io ho paura però che queste dimenticanze finiscano ad essere sul modello SPE e questo mi preoccupa tantissimo. Grazie. Grazie consigliere Alfredoro, ci sono Ludovici, velocemente. Io vorrei capire se ci sono Velocemente perché il tempo è venuto consigliere. Lei io quando intervengo lo specifico alla materia di cui non ho dubbi di questo. e a tutela del consiglio comunale dico quanti 140.000 euro come diceva il collega Anticoloro consorzio Lubeta del 2005 del 2015, quindi è una cosa che gli uffici la potete a 2020-2015, tra cui non viene dato quello che manca ogni volta che c'è la verità, dà l'importanza, perché qui dovrebbe essere oppure il taglio legale nei confronti del Consiglio Comunale, quello che riguarda l'organismo, perché qui sappiamo del consorzio industriale deve recepire 85.000 euro, stiamo parlando di cose specifiche e stiamo raschiando farina dell'amministrazione comunale pagando delle cose tra cui in delibera non c'è investito della documentazione inerente sia al consorzio industriale sia al consorzio Lubeta, cioè non c'era non ci sono documentazioni, non ci vengono dati documentazioni per cui poi si sviluppa ragionamento per dare una delibera tra cui non siamo sicuri se in domani abbiamo delle ripercussioni a livello dei conti personali, questo è. Allora non c'è stata la possibilità di guardare la documentazione inerente a ogni punto. C'è di bisogna pagare circa 400.000 euro. Lo spiego velocemente. Sì, no, non è spiegato, cioè, quando ci ricordiamo allora, questi soldi ma intanto noi abbiamo presentato questa cosa che cosa sta facendo? L'amministrazione che cosa? Allora, salvaguardiamo il discorso che l'amministrazione nel suo bilancio, dove già ci sono questi soldi, li mette sullo specifico. Adesso successivamente verranno delle delibere. Però se noi oggi c'eravamo la documentazione, ci veniva cara, non la proposta di la documentazione riferimento al consorzio che ne so se Cioè qui c'è una sentenza che ne so, non c'è. No, ci sarà nella delibera. No, questa sentenza volevo vederla, no?
Grazie al consigliere Luigi. Se non ci sono altri interventi, consiglieri in aula, al consigliere Ferrandino una parola. Un saluto a tutti i presenti. No, vorrei magari che il dirigente possa rispondere alla perplessità esposte dal consigliere Luigi, tanto così per chiarezza. Il provvedimento che è all'esame del Consiglio Comunale prende atto della sussistenza del permanere degli equilibri di bilancio rispetto al bilancio che è stato approvato un mese fa e prende atto della mancanza di necessità di provvedere a effettuare variazioni di assestamento. La elencazione dei debiti di cui potenziali debiti probabili debiti di bilancio è fatta perché, come dicevo prima, intanto i vari uffici devono indicare l'esistenza di eventuali cause di squilibrio, ma nel testo della delibera viene detto espressamente che le risorse finanziarie necessarie per l'eventuale copertura di questi debiti fuori bilancio, qualora vengano riconosciuti, è già prevista nel bilancio di previsione approvato un mese fa. Diversamente, in questa sede, se non ci fosse stata quella copertura, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto individuare le fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio. Quindi il ragionamento poi sulle motivazioni che hanno portato alla nascita, all'insorgenza di questo debito fuori bilancio e al riconoscimento o meno, quindi alla riconducibilità o meno di questi debiti nelle strutture contabili dell'ente, avverrà in un successivo momento. In questo momento si dice semplicemente rispetto a un mese fa, quando abbiamo fatto il bilancio in equilibrio, rimangono gli equilibri. Non c'è la necessità di adottare variazioni necessarie per ripristinare gli equilibri, perché questi equilibri mancano. Gli equilibri non mancano, non sono venuti meno. Scusi, io non ho capito. Allora noi facciamo questa delibera, mettiamo questa somma in attesa che poi vengano definite le cose, se pagare o non pagare. Perché non so dove. Allora, io non l'ho letto. Ripeto, scrutatori, Io non l'ho letto. Mi citi il passaggio perché non l'ho letto. Allora, il deliberato dice al primo punto di dare atto della non necessità di apportare al bilancio di previsione 2016-2018, approvato secondo il schema di quanto 118, le variazioni di competenze di cassa di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del TOE. Quindi non c'è necessità di apportare variazioni di assestamento generale, punto primo. Punto secondo, di accertare, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo credito di dubbia e esigibilità nel risultato dell'amministrazione. Quindi permangono gli equilibri di bilancio rispetto al bilancio. Punto terzo.
di dare atto che sono stati segnalati debiti sul bilancio di cui all'articolo 194 che gli stessi trovano adeguata copertura finanziaria nei competenti stanziamenti di bilancio 2016 e che si provvederà al riconoscimento di legittimità degli stessi con separato provvedimento. Chiaro? Il debito fuori bilancio deve passare in consiglio comunale. Consiglieri in aula, abbiamo la votazione. Allora, Lodatori, Montesi, Jacopo Angeli e Ludovici. Rossi è uscito. Andiamo a votazione. Chi è? Allora, proposta numero 5 del 22/7/2016, salvaguardia dei equilibri generali di bilancio e assestamento generale di bilancio. Chi è favorevole, senatori? 10 favorevoli. 10 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari, Ludovici, Gaucheloro, nessuno astenuto, l'atto approvato. Per l'immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? 10 favorevoli, 2 contrari, Ludovici e Gaucheloro, l'atto è approvato. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. DUP, documento unico di programmazione 2017-2019. Se ci sono interventi, consigliere Ludovici ne ha facoltà. Sì, leggendo grandi piccola che ci propone, l'unica cosa positiva sono aumentate le nascite. Nel 2015 in proporzione alle morti, diciamo. A livello turistico ricettivo non avete previsto niente, perché poi una volta spiccioletti proprio, cioè non avete fatto uno sviluppo economico su quello che poi è la realtà del territorio, dove avete messo i soldi come al solito la gestione ordinaria, ma non c'è un investimento vero e proprio su un territorio come questo, che siamo quasi a 50.000 abitanti. Non credo che avete neanche fatto ovviamente una programmazione per quello che si riguarderà le prossime aperture delle scuole. Avete gli stessi problemi per le scuole materne, per le cose, perché sono aumentati i lasci quindi i bambini in questi anni si fa lo sviluppo. Quindi non si fa niente. A livello turistico, solo per correttezza, sì, nel 2017 e 2019, non c'è il 2016. 2016? No, non è qua sopra il 2016. L'avete previsto? Per il 2017? Proprio anno. Ho capito quello del 2017. C'è da fare il problema. Se abbiamo previsto 10 milioni di euro per l'ambiente, ne abbiamo guarda, sport per il turismo 7.000 euro, 7.000 euro, cultura, cioè non si è previsto a lungo raggio, ma dovrebbe essere le morti, ma dovrebbe essere saranno altre queste cose che noi stiamo a prevedere, perché sicuramente questo, un paese come questo che ha 10 km di litorale, già a livello culturale e archeologico la possibilità di dare centinaia di cose non prevede nel futuro niente, perché nel 2016 è finito, ormai è finito il 2016, cosa è previsto? Niente. I soliti pubblicità che fate, fate una certificato di fare tutto a posto, non sta a posto niente, dobbiamo pensare alla litorale, non sta a posto niente. E si crede così anche per avere pure tutta questa macchina per ferro gli anni, per fare il pure, per fare la pure. È sparita la macchina, è sparita la macchina, c'è chi parlava. Quindi almeno
tu se prendi l'anno tu guardi la passeggiata, vedi che il territorio è devastato, tu guardi la zona è devastata, tutto chiuso un po', sta cascando. Perché non prevedere qualche cosa in denaro, cosa? Ma vedi, e cominciare a tagliare cose che servono. Questo è quello che manca. L'unica cosa reale è qua sono gli Itali che anche perché sono nati 400 e quello è l'unica cosa reale, perché non c'è un investimento che quello poi riparta, cioè che c'è un posto di lavoro. Quelli che lavorano come qualche vita qua locale, preso che c'è il panati, di che stiamo parlando? Grazie. Grazie consigliere Luigi, se ci sono altri interventi, consigliere in aula, andiamo avanti con la votazione, metto a votazione la proposta numero 6 del 26/7/2016, oggetto documento unico di programmazione dunque periodo 2017-2019. Chi è escludatori, chi è favorevole? 10 favorevoli, chi è contrario? 2 contrari, l'atto è approvato. Per l'immediata esecutività dell'atto, chi è favorevole? 10 favorevoli, 2 contrari, l'atto è approvato. Andiamo avanti al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Che è una mozione opposizione alla discarica della località La Ciocca. Se ci sono interventi, il consigliere Quartuccio ne ha facoltà. Buongiorno a tutti i presenti, Presidente del Consiglio e tutti i presenti in aula. Questa mozione è stata fatta in una maniera molto velocemente, perché noi come comune abbiamo chiesto una copia al comune di Aprilia di una proposta di delibera, però la proposta di delibera è arrivata il 29 luglio, venerdì 29 luglio. Cronologicamente parlando, noi la mozione l'abbiamo presentata giovedì 28 luglio. Quindi la mozione, cioè la proposta di deliberazione che ha fatto il comune di Aprilia è molto più dettagliata, però negli intenti le due documentazioni si equivalgono, quindi io do lettura di quella che abbiamo presentato noi e poi il Presidente la votazione di questa cosa. No, io, siccome eravamo concordi anche nel comune di Aprilia di fare una mozione unica per mandare poi tutte le mozioni dei vari comuni alla Regione Lazio, io penso tanto che il ragionamento è sempre lo stesso, perché poi è scritto in maniera diversa, ma è quello di così. Il comune ci ha mandato copia della loro mozione, noi la facciamo nostra, la possiamo firmare tutti i consiglieri qui presenti e la sottoponiamo all'approvazione del io mi ero insegnato di volere i consiglieri essendo pervenuta noi abbiamo la nostra però possiamo dare lettura di questa. Allora io ne do lettura in modo di questa proposta dal comune di Aprilia. Oggetto opposizione al progetto di realizzazione della discarica della comunità La Ciocca Aprilia. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che in data 14 luglio 2016 con protocollo 995 scusate, è pervenuta presso l'Esponente la documentazione relativa alla realizzazione della discarica controllata per i rifiuti non pericolosi in località La Ciocca per un territorio di 150.000 metri quadrati e una capienza di 1.250.000 metri cubi. Considerato che tale intervento interessa una città nella quale sono già presenti numerosi impianti di trattamento dei rifiuti e biogas che negli anni hanno ottenuto la
progettazione e importanti ampliamenti, creando una serie di problematiche testimoniate dai innumerevoli episodi riguardanti la viabilità di odori, di incendi, di rumori e più in generale compromettendo la serena vivibilità dei residenti, sia nelle loro immediate vicinanze che della popolazione. Che la città di Aprilia ha da tempo intrapreso una strada virtuosa dal punto di vista della gestione dei rifiuti, aderendo al percorso verso rifiuti zero ed essendo ormai in procinto di completare il servizio porta a porta sull'intero territorio comunale, con risultati in termini di raccolta differenziata assolutamente positivi. Che l'area interessata dal progetto è gravata da diversi vincoli, quali usi civici, il vincolo idrogeologico, quello paesistico, ambientale, archeologico, il vincolo di non edificazione per il rispetto stradale, la fascia di rispetto del fosso della Moneta e in ultimo la fascia di rispetto per le aree boscate. Che l'area interessata è compromessa dal punto di vista ambientale, essendo emersa in sede di sopralluogo la presenza di rifiuti sospetti. Che nelle immediate vicinanze si trovano abitazioni e l'area stessa si trova parzialmente all'interno del nucleo abitato, perimetrato con un centro abitato. Che nel raggio di circa 2 km del sito risiedono oltre 6.500 abitanti nel territorio del comune di Aprilia, circa 3.500 nel territorio del comune di Ardea, per un totale di 10.000 abitanti. Ritenuto per tutte le esposte motivazioni inopportuna e ulteriormente penalizzante per l'ambiente e la salute e la vivibilità in generale dei cittadini, già di fatto esposti in modo considerevole alla realizzazione della discarica di cui trattasi. Tutto ciò premesso, considerato le ritenute, i sottoscritti consiglieri comunali con la presente esprimono per contrarietà alla realizzazione della discarica di cui trattasi e impegnano il sindaco e la giunta ad opporsi in tutte le sedi istituzionali ritenute necessarie alla realizzazione della citata discarica. Questa è la proposta fatta da Aprilia. Io a questo punto la facciamo nostra come consiglieri. Non so se i consiglieri la facciamo firmare. Prego il consigliere Ortodoro una cosa. Io credo che siamo circondati dai zozzoni e noi ne paghiamo le spese, ne subiamo i danni, immagine e ambientale. Io vi ricordo semplicemente che procediamo l'incastrino che passa in una zona industriale dove non ci sono impianti di depurazione, non ci sono foglie, non c'è niente, e ogni tanto ci fa qualche regalo fumogeno. Rio d'Oro, non vi devo dire dove nasce, alla zona industriale dell'Argentina, si chiama Rotteghe con la turbina Pineta, e ogni tanto ci fa qualche regalino. Posso dell'incastro, ci fanno il depuratore sul nostro territorio, se lo vogliono gestire, così si scarica così naturalmente in maniera non depurata, nessuno può controllare, nessuno può sapere. Ci dicono a monte che siamo degli zozzoni quando loro non hanno un metro di fogne e non hanno un impianto di depurazione, Pesaro, Fano, Aricia e quant'altro. Il fosso della Moneta, adesso ci fanno pure il regalo del fosso della Moneta, cioè ragazzi, solo perché lì c'è una ex cava di Puzolana ci vogliono regalare questo. Non ci dimentichiamo che già a ridosso del nostro territorio abbiamo la famosa, dove tutti quanti si agitavano per la centrale elettrica, il gruppo gas, ve lo ricordate? Ovviamente l'italiano c'ha questo problema, non ricorda, dimentica con estrema facilità e non sa capire che cosa può ottenere nel nostro prossimo futuro.
Fosso del Diavolo. Allora io capisco i timori del comune della Riga, ma vorrei invitare e vorrei anche fare una mozione nei confronti del comune della Riga, nei confronti dei comuni nostri limitrofi che ci stanno sporcando il nostro territorio, perché voi sapete benissimo che la Puglia non ha un impianto di popolazione, non ha rete fognaria, eccetera, sia quella a destra, quindi che si riversa verso il Fosso del Diavolo, sia quella che si riversa verso il Fosso della Moletta. Così come dobbiamo aggiungere il Fosso dell'Incasso, che voi sapete con il Fosso di Possignano ci regala una quantità industriale di liguani e quant'altro. Ora io dico, va bene, aggreghiamoci al comune della Riga, ma Riga che cosa farà per noi? Domanda questa, quindi io invito la consigliatura del Presidente a far sì che questo possa nel più breve tempo possibile fare un documento all'invito ai comuni limitrofi a risanarsi dal punto di vista igienico-sanitario, perché poi viene l'altro che colpisce, viene l'altro che colpisce il comune della terra, sempre il comune della terra, c'è sempre che ci sono a mare, il comune della terra, le sonorizzazioni, litigano le cure, non è vero niente. Noi siamo il comune più sano, incredibile ma vero, della costa, litorale sud di Dio. Quando trovate i pannolini sulla spiaggia, signori Ballinari, sapete benissimo dove è, dal comune di Aci, perché non depura neanche finita, dal depuratore che sta alla Pineta, lì dove adesso non ricordo la zona, e così come anche quello lì a Rigrotte del Leone. Allora, va bene, aggreghiamoci contro la discarica, ma io vi invito a cominciare a far dare i conti a questi signori che si approvano al nostro territorio devastando. Grazie. Grazie consigliere Teodoro. Consiglieri in aula. Consiglieri in aula. Allora, invitiamo il sindaco fuori se devo parlare. È un atto importante che penso che richiede la votazione di tutti i consiglieri. Allora, io proporrei di approvare tutte e due le mozioni, in modo che sia quella presentata che questa, che tanto dicono la stessa cosa, di fatto non abbiamo alla giunta e al sindaco a cercare di eliminare i giuristi possibili. Allora, mettiamo sindaco una cosa. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Io ho dato una lettera che mi alla mozione, secondo me andrebbe un po' più arricchita. Forse sarà c'è qualcosa. Così? Sindaco Assente sta parlando di cittadini. Allora, alla mozione presentata dai consiglieri abbiamo aggiunto la mozione uguale, identica, presentata da Mille, firmata da tutti i consiglieri, compresi i consiglieri di opposizione. Andiamo ad approvare tutte e due le mozioni. Perfetto, però nella mozione da qui non viene fatta notizia che quella discarica è no, non c'è una chiamiamola quella richiesta di sito per un'eventuale buca dove conferire il TMB, chiamiamolo così, va? Più o meno è la stessa cosa che noi scegliamo, perché sono particolarmente contrari a questo tipo di iniziativa, ma non viene fatta menzione minimamente che intorno abbiamo uno dei centri abitativi c'è scritto 10.000 abitanti tra Piglia e poi comunque la mozione demanda alla giunta e al sindaco a procedere per tutti gli atti, perciò sarà lei poi che ci illustrerà gli atti fatti per scongiurare questa. Prego. Inoltre andrebbe evidenziato in modo particolare che sul piano
piano PTPR regionale c'è un piccolo di pregio su un'area che riguarda i giardini dell'Andriani. Credo che ci sia anche un elemento particolare, cioè non possiamo andare a ranello tutto ciò, e quindi io spero che questa iniziativa non abbia seguito. Bravi a presentare una mozione, saremo molto attenti e l'INCI fare in modo che la finisca con queste discariche e si arrivi a quello che era il progetto originale che facevamo insieme con Azio, Aprilia ed altre cittadine, ovvero della differenziata al 100%. Grazie Sindaco, andiamo avanti alla votazione, mancano 2 firme, non so chi è che fortuna il Sindaco, non so se sperando la firmata, no, questo era il modo che... Sindaco, al mio intervento Presidente, secondo solo, vorrei invitare il Sindaco che faccia una lettera con un invito che sia una pulita, che non ci chiedano di intervenire quando c'è un loro interesse, perché loro sanno benissimo che la zona della Pogna, destra e sinistra, non hanno depurazione, Cossignano non ha depurazione, continua a devastare e sporcare il nostro territorio, così come commercio dal punto di vista industriale. Io credo che dobbiamo fare a noi una nostra mozione contro i comuni limitofi, contro i comuni dei Castelli Romani che non hanno impianto di depurazione, ne stanno facendo, credo che è finito l'impianto di depurazione, non è in funzione. Dobbiamo capire perché non è ancora funzionante, perché non ci sono i collettori, Sindaco. L'impianto è pronto da anni, non da ieri, da anni. Non ci sono i collettori, non scaricano nei fossi. Dobbiamo fare una mozione contro questi comuni e se è possibile chiedergli anche il risarcimento danni, che ci siano i presupposti per farlo. Quindi se al prossimo Consiglio Comunale può portare questa cosa, Presidente, sarei ben contento, ma credo che saranno contenti i cittadini soprattutto. Grazie. Consigliere. Allora, procediamo alla votazione della mozione integrata. La mozione presentata viene integrata con la proposta uguale a quella della Guida, che diventa un'unica mozione firmata da tutti i consiglieri. Allora, senatori, mettiamo a votazione l'approvazione. 12 presenti e deciso il consigliere Guarda. Per rimediare alle sensibilità, anche se non ha necessità, però l'atto è approvato.